Presidente, dal 14 settembre, giorno della sua elezione, sono passati alcuni giorni. È come il vino buono che viene fatto decantare, è vero? Sì, l'abbiamo fatto decantare un po', dai. Speriamo che diventi ancora più buono. Neanche il tempo di riposarsi, che l'attività qui al Comitato Regionale Veneto è diventata frenetica, è rimasta frenetica in realtà. Allora, diciamo che non si è mai fermata, perché le elezioni sono state fatte in un momento in cui c'erano le iscrizioni, in cui soprattutto c'era la formazione dei calendari, e i calendari creano sempre dei problemi, perché le proteste delle società spesso sono giustificate, soprattutto quelle società che noi definiamo di confine, che evidentemente vengono danneggiate. Dopo i gironi ci sono stati i calendari sono andati benissimo, abbiamo cambiato solo un girone, in tanti, dalla eccellenza all'Under 14, quindi l'ultimo campionato regionale gestito dal comitato, abbiamo cambiato solo un girone, ma che era un girone di una società che aveva il campionato di promozione e il campionato di Serie C femminile, che non usciva, noi siamo usciti sperando, e invece identici, quindi abbiamo dovuto cambiare solo un girone, ma siamo contentissimi, insomma. Allora, diciamo, è stata una stanchezza fisica, mentale, eccetera, però la sfida che le si presenta adesso per questo quarto mandato è notevole. Si tratta in qualche modo di stabilizzare un lavoro che è stato uno tsunami continuo, giusto? Sì, noi speriamo che sia un mandato più tranquillo di quelli che abbiamo fatto. Più tranquillo intendo, abbiamo avuto il Covid, abbiamo avuto questa benedetta riforma dello sport che ci hanno creato un sacco di problemi. Noi abbiamo avuto mercoledì il primo consiglio direttivo, dove abbiamo nominato i vicepresidenti, abbiamo dato le deleghe ad ogni consigliere secondo la propria competenza, i consiglieri le hanno accettate e quindi abbiamo potuto creare questa governance definitiva che comincerà subito a lavorare. Abbiamo, in occasione del nostro consiglio direttivo, abbiamo ordinato al dottor Enrico Savio, che è il nostro presidente dei revisori dei conti, di essere presente. E il dottor Savio è venuto molto volentieri e con lui abbiamo già parlato di questo sportello dedicato alla riforma dello sport, ma anche ad altro. E nella consulta abbiamo già chiamato dei professionisti che aiuteranno il dottor Savio in questa opera. Abbiamo già individuato l'indirizzo mail a cui rivolgere tutte queste domande e quindi siamo già pronti quasi per partire. Mancherà solo le finiture del progetto. Quindi le promesse diventano realtà. Le promesse vogliamo che diventino realtà immediatamente. Abbiamo già parlato con i dipendenti interessati, principalmente due, il dipendente dei tesseramenti, il dipendente dell'amministrazione e la dipendente dell'amministrazione, per partire probabilmente di sabato mattina con dei corsi formativi che riguardano il tesseramento, che ha avuto notevolissimi scossoni, e per quanto riguarda il premio di tesseramento e il premio di formazione, che hanno sostituito il premio di preparazione. Quindi su questo siamo già pronti a partire. Stiamo individuando i componenti della commissione per preparare l'ingresso nell'attività regionale o interprovinciale dell'Under 14 e dell'Under 16, quindi siamo contenti. Non abbiamo avuto momento di pausa, vogliamo partire perché le nostre non erano promesse assolutamente elettorali, ma basta leggere, sono tutti impegni effettivamente fattibili. Basta solo, voglio dire, che anche il comitato regionale, il suo consiglio direttivo e i dipendenti si impegnino in questo. Ma sarà così. Certo. Lei tra l'altro ha avuto conferma di quanta stima le società venete abbiano nei suoi confronti, mi pare un bel punto di ripartenza, no? Sì, io dico di sì. Come ho detto anche in occasione dell'assemblea, ero e sono effettivamente in imbarazzo, perché mai avrei pensato di fare 4 mandati.
che sono troppi. Non per me, perché io ne farei all'infinito, ma per le società hanno il diritto di un cambiamento. Non abbiamo cambiato, ci siamo riproposti perché, parlo al plurale perché tanti dei consiglieri sono gli stessi che mi hanno accompagnato 12 anni fa, che abbiamo iniziato 12 anni fa. Perché? Perché abbiamo visto che l'autorevolezza che il Comitato regionale passo dopo passo ha acquisito a livello di diciamo così istituzione romana, diciamo, alle istituzioni apicali, è intatto. Abbiamo visto che le nostre richieste sono sempre, come voglio dire, vagliate con attenzione. Abbiamo visto che gli incarichi a chi sta parlando vengono concessi, soprattutto laddove c'è da lavorare, e quindi parlo del Consiglio Direttivo Nazionale del settore giovanile scolastico, parlo chi parla è uno dei 3 commissari del calcio femminile che affiancano il presidente Abete. Noi siamo contenti di questi, siamo consapevoli, senza nessuna supponenza, di essere in grado di portare avanti situazioni che probabilmente qualcun altro con meno esperienza non sarebbe stato in grado di portare avanti. Lo dico questo, come ho detto un attimo fa, senza alcuna supponenza. Lo dico con la consapevolezza dei fatti. Con una bella bandiera accanto. Sì, pace, vera? Sì. No, vabbè, noi anche in queste elezioni non abbiamo mai accettato alcuna provocazione, abbiamo parlato sempre di contenuti. Se mi dicessero di tornare indietro e di fare di nuovo la campagna elettorale, neanche se mi riempissero non so di quanti soldi, non la farei più, perché è stato un periodo veramente troppo impegnativo. Però lei ama il calcio a tal punto che insomma adesso la sfida è bella. Sì, per fortuna lo amo io, ma come ho detto anche in assemblea, per fortuna lo amano i presidenti delle società, perché noi eravamo preoccupatissimi per le iscrizioni di quest'anno, almeno io, ma anche il presidente Abete, cioè tutti eravamo preoccupati nel attendere il riscontro degli esiti di questa benedetta riforma dello sport. Noi siamo riusciti ad aumentare il numero delle società iscritte, e questo per me è solamente un miracolo che è dovuto, lo ripeto, e questo prometto che è l'ultima volta, a quei presidenti che io definisco eroi o pazzi, insomma, quindi non so come fanno, sono bravissimi, sono da ringraziare. Invece che ringraziarli, noi creiamo quotidianamente, giorno dopo giorno, sempre problemi nuovi, problemi burocratici, problemi amministrativi, e non è giusto, perché loro dobbiamo tenere presente, la politica deve tenere presente che i nostri presidenti, le nostre società surrogano adempimenti che sarebbero in capo alla politica e che la politica non fa. Quindi anziché gravarli di adempimenti, dovrebbero gravarli di encomi, e encomi anche in senso solido. Mi ha un po' rubato l'ultima domanda, che era quella sullo stato di salute del calcio veneto, come stanno le società, che cosa bolle in pentola, anche per esempio per quanto riguarda il calcio femminile, calcio a 5, realtà che stanno crescendo molto. Allora, il calcio a 5 nel Veneto credo rappresenti una realtà bellissima grazie anche al suo responsabile regionale, che è Michele Di Giambattista, che ha organizzato l'attività da anni, organizza l'attività in maniera sublime, nel senso che noi abbiamo, credo, anche superato tanti che si danno tante arie. Noi le nostre finali, sono veramente degli spettacoli bellissimi. Addirittura le società che perdono dicono: speriamo almeno di andare in finale anche il prossimo anno, perché avete fatto delle belle cose. Quindi è sia sotto l'aspetto organizzativo, ma anche sotto l'aspetto numerico e anche sotto l'aspetto tecnico è assolutamente un esempio il calcio a 5. Noi siamo reduci da 2 titoli vinti in 2 stagioni consecutive. Il nostro primo Verona
sempre con la rappresentativa delle ragazze, a Verona, dove abbiamo battuto nel torneo organizzato, nel TDR organizzato direttamente dal Comitato Regionale Veneto, abbiamo battuto la corazzata della Lombardia, che è arrivata in finale senza prendere un gol. Quindi noi eravamo le vittime sacrificali e non è stato così, le abbiamo battute con una soddisfazione assolutamente immensa. E quest'anno invece siamo stati in Calabria, e in Calabria è stato più facile, se possiamo dire, perché avevamo alcune ragazze che erano già campionesse dell'anno prima, e diciamo che abbiamo vinto serenamente, dai. E quindi anche là abbiamo fatto una grande festa, perché queste ragazze sono semplicemente eccezionali. Calcio femminile, abbiamo appena fatto una manifestazione dedicata al calcio femminile, una manifestazione che deve significare che il calcio, almeno in Veneto, è anche rosa, perché è l'espressione non solo dell'aspetto tecnico, anche dell'impegno di tante donne che sono segretarie, che sono dirigenti di società. Noi quando facciamo i corsi diciamo che quasi il 50% di partecipazione è femminile, e questo non lo dobbiamo scordare mai, assolutamente mai. Noi dobbiamo dire: il calcio è rosa, come ho detto un attimo fa, il calcio è sicuramente la rappresentazione, il calcio femminile è la rappresentazione della razionalità, della voglia di non perdere tempo, della determinazione e anche, lasciamolo dire, della grazia delle donne che mettono nel campo. Sicuramente, anche se a volte vediamo anche da loro l'agonismo magari superare certi limiti, mai a livello maschile. Noi dobbiamo rendere merito al calcio femminile, inteso non solo come ragazze che giocano, ma le ragazze che giocano e le ragazze e le signore, le persone che invece curano gli interessi delle società femminili. Sono meritevoli al 1000%. Presidente, che stagione sarà o che si augura sarà? Allora, avete visto, noi abbiamo patito tanto il caldo quest'anno, siamo partiti con la prima di campionato con, non so, una decina di rinvii fino alla seconda categoria. Quindi noi dobbiamo pregare molto perché il clima si attesti, il clima ci permetta di. Anticipo solo una cosa: nel consiglio direttivo di mercoledì abbiamo ufficializzato anche il provvedimento che avevamo presentato in campagna elettorale, che di partire col girone di ritorno dalla promozione in giù una settimana più tardi. Non partire il 5 gennaio, ma partire il 12 gennaio. Questo è già deliberato dal Consiglio direttivo, quindi è la prima promessa che abbiamo mantenuto. Così lasciamo spazio a chi non ha la necessità di concludere i campionati presto, di concludere più tardi e di non giocare proprio sotto Natale. Ne abbiamo discusso, ne discuteremo ancora, vedremo di non iniziare più il 25 agosto. Diciamo che è da anni che iniziamo il 25 agosto con la Coppa. Quest'anno questo caldo anomalo ci ha fatto capire che non è assolutamente giustificabile, soprattutto per certe categorie. Perché? Perché Ferragosto finisce il 15-16, non possiamo iniziare con la prima e seconda categoria il 25 di agosto. Quindi dovremo trovare altri format che ci permettano di iniziare un attimino più tardi anche la Coppa. Noi è per questo che ci siamo ricandidati, perché non è solo questione di amare, che questo è assolutamente vero. Questi luoghi, questi uffici sono praticamente la mia casa da tanto tempo, qualcuno dirà da troppo, e ha ragione, e quindi, però voglio dire, noi siamo certi e convinti che, come ho detto, la nostra esperienza e le nostre competenze permetteranno sicuramente di mantenere i contenuti che abbiamo detto negli incontri con le società durante la campagna elettorale, e le manterremo di sicuro.
L'unica cosa che mi sento di dire, dove siamo sicuramente mancati, è stata la presenza dalle società. Perché dico questo? Potrei trovare la giustificazione che prima il Covid, dopo la riforma della sport che ci ha fatto fare col dottor Savio proprio una serie infinita di incontri online, in presenza, abbiamo fatto il giro però quello non era un incontro delle società, era un aspetto informativo formativo. Negli incontri che abbiamo fatto durante il periodo elettorale noi abbiamo implementato giorno dopo giorno il nostro programma, perché erano le richieste che venivano effettivamente dalla base, dalla società. Noi le dobbiamo ascoltare di più. Questo è pacifico. Buon lavoro, Presidente. Grazie, grazie anche a te. Grazie.